Grande mobilitazione di cittadini, imprenditori e mondo dell'associazionismo per far riaprire il panificio Novello di via Toffoli a Marghera, chiuso da un mese per rumori molesti. La strage di Suviana è sempre grave, ma stazionario il ferito veneziano Giuseppe Busetto, di 59 anni, ricoverato al Grandi Ustionati di Pisa. Preoccupano i fumi inalati durante la fuga dalla diga. Doppio incidente a Scorzè lungo la Castellana in località San Ferdinando, poco distante, circa 15 minuti dopo, un altro incidente sempre con un'auto ad avere la peggio un motociclista. Duro attacco dell'attivista veneziano Beppe Caccia, che smentisce la ricostruzione fatta dal ministro dell'Interno sulla vicenda che ha coinvolto la nave Mare Ionio. Un intero condominio sotto scacco dalle minacce, dalle ire, anche armate di coltello di una coppia di inquilini dello stesso stabile popolare, accade a Marghera. Nuovo piano casa del comune, tutte le case pubbliche saranno sistemate e assegnato un investimento di 106 milioni di euro per 2100 alloggi. Prorogato fino al 16 aprile il termine per iscriversi a partecipare alla Santa Messa che Papa Francesco celebrerà a Venezia domenica 28 aprile, le parrocchie mobilitate per il ritiro dei pass gratuiti. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano una vicenda che ha fatto e fa discutere la grande mobilitazione di cittadini, imprenditori, mondo delle associazioni a Marghera, mobilitazione in corso per far riaprire il panificio Novello di via Toffoli, chiuso da un mese per rumori molesti, ma ci racconta tutto in diretta, rigorosamente in diretta, la nostra Ilaria Marchiori con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Ilaria. Sì, buonasera a te Cristian. Ecco, allora questo applauso vale più di mille parole, ovviamente Cristian. Questi sono alcuni dei cittadini, come vedete, e sono già tanti che sono venuti qui a salutare Rossella che ahimè oggi è costretta a chiudere il suo panificio qui in via Toffoli a Marghera. Erano molti di più perché la manifestazione, questo sit-in è iniziato alle ore 18, alcuni se ne sono dovuti andare ma sono rimasti proprio per sostenere fino alla fine Rossella. Addirittura vedete qui uno striscione che è stato appeso proprio all'ingresso del panificio: grazie Rossella, Marghera ti vuole bene. Rossella, lei non è ovviamente riuscita a trattenere le lacrime, c'è demoralizzazione, c'è anche tanta rabbia però. Sì, certo, naturalmente, tanta rabbia, tanta, perché non mi hanno dato il tempo. Il giudice non mi ha dato il tempo di eventualmente migliorare ancora di più di quello che ho fatto, perché naturalmente è stato uno shock. Il venerdì del giorno 7 praticamente mi è venuta a bussare a casa mia la polizia municipale che voleva che venissi in negozio. Io gli ho chiesto ma cosa succede, come mai? E niente, praticamente mi hanno detto che dovevano mettermi i sigilli sul panificio in sequestro cautelativo. Io ho detto non posso io di venerdì pomeriggio a fare sta roba qua, perché naturalmente io ho tutte le paste pronte, devo panificare e dopo domani posso dire bene non vi porto più il pane, ma con il minimo di preavviso. E niente, praticamente al lunedì sono venuti, mi hanno messo i sigilli che non potevo né entrare neanche in negozio addirittura al lunedì e anche al laboratorio. Poi lei non può neanche più accendere i macchinari neanche per 10 secondi. No, io non posso accendere i macchinari perché altrimenti sono in penale adesso. Non hanno ancora tolto i sigilli dal laboratorio, perché adesso io ho rinunciato con l'avvocato, ho rinunciato di fare tutto, perché mi danno l'apertura anche se io adesso facessi dei determinati lavori per abbassare la soglia dei rumori,
mi davano l'apertura diurna praticamente dalle 6 di mattina. Il pane non si fa alle 6 di mattina, il pane si fa di notte, perché noi avevamo, perché naturalmente avevamo, un metodo di lavoro dove il pane, quando usciva, era fragrante, buono, perché abbiamo un metodo tradizionale vecchio, diciamo, di questa roba qua. Mi hanno consigliato quello dell'associazione dell'Ascom, il signor Gorghetto, di mettermi una cella ferma lievitazione, praticamente di fare il pane al mattino, praticamente metterlo su questa cella ferma lievitazione che poi andava in temperatura, diciamo, verso mattina e poterlo infornare, ma non è la stessa cosa, non è. Lei ha deciso dunque di rinunciare. Cosa farà Rossella? Io niente, adesso svuoterò i locali, perché naturalmente i locali sono miei, e niente, affitterò, spero di prendere qualcosa per integrare la mia pensione, perché naturalmente come artigiana ho poca pensione e spero di prendere almeno qualcosa di affitto dai muri, insomma, che sono miei, che con tanta fatica e sudore, sinceramente, me li sono comprati ancora nel 2001. Tra l'altro vi voglio ricordare un panificio che si trova qui da 70 anni, moltissimi dei cittadini che si trovano qui insieme a noi sostengono che una volta chiuso il panificio Novello la zona sarà completamente sguarnita, e quindi anche molte persone che faticano a muoversi, anche molti anziani, e ce ne sono soprattutto in questa zona, non avranno più il loro panificio di riferimento. Gli appelli sono stati tantissimi, ma purtroppo sono stati inascoltati. Probabilmente i cittadini continueranno a sostenere Rossella, ma Rossella a questo punto ha deciso di non voler più combattere perché è stanca. Io vi lascio qui con un applauso e tutto il sostegno di tutti i cittadini. Grazie davvero per questa testimonianza, tutti, quindi per Rossella che però ha preso questa decisione, una storia davvero paradossale. Veniamo alla strage di Suviana con tutto il suo carico di dolore, gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, tra i quali il veneziano Sandro Busetto. Sono ancora in condizioni critiche i 2 lavoratori veneti feriti in seguito all'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi e ricoverati in diversi ospedali tra Toscana ed Emilia-Romagna. In rianimazione, in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Parma, si trova Stefano Bellabona, 54 anni, ingegnere specializzato di Noventa Padovana. Ha ustioni sul 45% del corpo, ma le sue condizioni sono stabili, come ha confermato il fratello Fabio ai nostri microfoni nelle scorse ore. Il 54enne è continuamente sottoposto a terapie. Il veneziano Sandro Busetto, 59 anni invece, è ricoverato a Pisa al reparto grandi ustionati, anche lui grave ma stazionario. Il pensiero ai veneti feriti e alla vittima Adriano Scandellari del presidente Luca Zaia. Un bilancio terribile per quanto riguardano i veneti, peraltro 2 feriti e un morto. A vicinanza mia, di tutti noi veneti, va questa famiglia di questo povero lavoratore che ha perso la vita in quella centrale, e va anche la vicinanza alle famiglie dei feriti. Dopodiché noi vorremmo capire anche qual sia stata la dinamica, visto e considerato che ad oggi si rincorrono notizie anche spesso discordanti sulla dinamica e sulla ricostruzione dei fatti. Avremo sicuramente una versione ufficiale dai periti, ma penso sarà fondamentale anche avere la versione dei superstiti, di coloro che magari speriamo ricordino cosa sia veramente accaduto. L'assessore regionale Elena Donazzan, commentando l'ennesima strage sul lavoro, ha parlato dell'importanza della formazione. Possono accadere i fatti tragici, ma quando parliamo di lavoro noi dobbiamo fare in modo che tutto sia perfetto, che tutto sia organizzato nel modo giusto, che le persone abbiano fatto la giusta formazione.
Doppio incidente a Scorzè lungo la Castellana in località San Ferdinando all'ora di pranzo. Verso le 13:45 vicino agli stabilimenti Moncler un'auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il conducente della due ruote, finito a terra battendo la testa. Sul posto l'elisoccorso che l'ha trasferito all'ospedale dell'Angelo a Mestre. Rilievi dei carabinieri per tutta la giornata. Poco distante, circa 15 minuti dopo, un altro incidente sempre con un'auto e una moto coinvolte, un ferito anche in questo caso ma non in modo grave. Così dunque a Scorzè nel corso della giornata di oggi. E veniamo a un'altra vicenda, la vicenda della Mare Jonio. Beppe Caccia torna all'attacco. È un attacco durissimo al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello che il veneziano Beppe Caccia, coordinatore e attivista di Mediterranean Saving Humans, rivolge senza peli sulla lingua dopo la ricostruzione fatta dallo stesso titolare del Dicastero sull'operato della nave Mare Jonio che ha salvato vite umane prima di essere fermata. Rispondendo al Senato all'interrogazione dell'onorevole Antonio Nicita, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha mentito al Parlamento. Infatti ha dichiarato il falso, accogliendo completamente la ricostruzione menzognera dell'episodio del 4 aprile scorso preparata dalle cosiddette autorità libiche, affermando che la Mare Jonio sarebbe arrivata soltanto in un secondo momento sulla scena del soccorso e avrebbe a quel punto interferito, disturbando le operazioni di salvataggio. L'equipaggio della Mare Jonio ha perciò diffuso oggi alcuni video che smentirebbero la ricostruzione della Guardia Costiera libica. È evidente come il nostro governo voglia giustificare il fermo amministrativo, le sanzioni, le inchieste giudiziarie che puntano a criminalizzare l'attività della Mare Jonio di Mediterranea e vogliano continuare a difendere qualcosa che è ormai indifendibile. La collaborazione dal 2017 con le milizie libiche che ha prodotto enormi sofferenze, violenze, morti in mare, torture, catture, deportazioni in questi anni nel Mar Mediterraneo. Noi chiediamo che questa collaborazione del governo, dello Stato italiano e delle istituzioni europee con le stesse milizie libiche finisca. Nelle ultime settimane i carabinieri di Chioggia, impegnati in un servizio di contrasto alle violazioni in materia di pesca e commercializzazione di prodotti ittici, hanno sequestrato 350 kg di vongole. Nello specifico, a Pellestrino un pescatore è stato multato per 2.000 euro perché nella sua imbarcazione deteneva 250 kg di vongole veraci prive di documento di registrazione per un valore commerciale di circa 3.000 euro. Copione analogo a Rosolina, dove è stato denunciato il comandante di una motopesca. Anche lì sono stati trovati 100 kg di vongole di mare dal valore di 750 euro. Dopo quella dei giorni scorsi, un'altra protesta davanti a Cafarsetti, un leone marciano con la coda tra le gambe, un premio consegnato da Alta Tensione Abitativa a un sindaco, dicono che da tempo finge di fare e che non fa. Sugli affitti brevi sta perdendo tempo, danneggiando la città di Venezia e la città di Mestre. Accanto alla non assegnazione degli alloggi pubblici, dicono le opposizioni di tutta la città insieme, il dilagare delle affittanze turistiche procura non solo danno alla residenzialità ma anche alla sicurezza. Insomma, un attacco diretto all'amministrazione cittadina. E noi continuiamo a parlare di residenzialità e vi raccontiamo adesso di un intero condominio sotto scacco con Anna Maria Parisi. Io ho paura a venire su e giù per le scale perché sempre minacce di morte e vanno giù con coltelli e fanno la notte fanno casino, si fanno baruffa tra di loro, si tirano dietro cose, parlano di droga, parlano di tutto. Viviamo all'interno di un condominio dove noi condomini abbiamo proprio paura. Accade in uno dei condomini popolari gestiti da Insula di via Mutilati del Lavoro a Marghera.
Inquilini che da 3 anni vivrebbero tra le angherie e i soprusi anche fisici da parte di altri inquilini. Una coppia cioè di condomini violenti e pericolosa, nonché, a detta di tutti con tanto di raccolta firme, sarebbe dedita all'uso e spaccio di droga. Sabato scorso le ultime minacce di morte nel Vano Scale, anche con uno dei coltelli nascosti nello zainetto della coppia violenta, sia all'intervistata, che per questo preferisce non essere visibile, che a uno dei suoi familiari. E minacciandolo che prende le botte sia io e anche a me. Ma perché queste minacce? Ma questi sono pieni di sostanze stupefacenti, come c'è scritto sulle denunce, fanno uso di sostanze stupefacenti, noi non viviamo più. Qui di giorno come di notte un via vai di gente a tutte le ore, cui seguono anche schiamazzi, forti litigi e urla a provenire dalle mura dell'appartamento incriminato, racconta l'esasperata inquilina. E portano di tutto, c'è gente via vai tutta la notte che viene su, affitta garage, affitta cameretta, noi non ce la facciamo più. Hai capito? E tutta la notte non si dorme, fanno baruffa, mia figlia sente tutte le baruffe e poi ripete le parole. Diverse le persone che sarebbero state aggredite, picchiate e minacciate anche di morte, degrado segnalato a più riprese anche a chi di dovere e con denuncia agli inquirenti, ma fino ad oggi, racconta, senza esito. Siamo andati più volte dalla polizia, abbiamo più denunce e nessuno finora non ha fatto nulla. Intervistata che denuncia il degrado nel degrado, anche quelle visibili più che maleodoranti muffe presenti in casa, nonostante finestre e balconi aperti. Cosa chiedete? Io chiedo o via io o via lei, uno di due, perché mia figlia non deve vedere certi comportamenti. Sullo sfondo il nuovo piano casa adottato dal Comune. Circa 25 milioni di euro che investiremo nelle case comunali per riqualificarle, risistemarle e assegnarle a tantissime famiglie. Col piano Casa 2024-2026 Venezia diventerà il primo comune italiano di grandi dimensioni ad avere tutte le case assegnate e ristrutturate. È la continuazione del precedente attuato nel 2015 con interventi che comportano una spesa complessiva di 106.523.000 euro per restaurare e mettere a disposizione 2.100 appartamenti tra Venezia e terraferma dedicati alla residenzialità agevolata. 1.447 sono già sistemati, gli altri 653 saranno invece fruibili tra quest'anno e il 2026. Un patrimonio abitativo molto vecchio, quello che abbiamo ereditato, su cui siamo intervenuti con moltissime progettualità per un investimento complessivo nel nostro mandato di 105 milioni di euro, cifre mai viste nella storia del Comune di Venezia, anche approfittando di alcuni interventi fiscali come il 110 che siamo riusciti tra le poche amministrazioni in Italia a utilizzare anche per il patrimonio pubblico. Sono circa 1.500 le assegnazioni che il Comune di Venezia ha fatto negli ultimi anni attraverso 19 bandi, andando quindi ad assegnare abitazioni comunali e di ATER che oggi possono quindi essere a disposizione di nuove famiglie, di famiglie che ne avevano appunto diritto. Nel piano c'è anche un intervento dedicato al social housing. Una risposta abitativa anche a quelle famiglie che hanno sì dei redditi, ma sono redditi comunque troppo bassi per accedere tranquillamente e liberamente nel mercato libero, specie nel centro storico di Venezia. Più di 350 le assegnazioni. Contemporaneamente all'attuazione del piano casa, l'amministrazione chiede interventi al governo sia sul fronte dell'assegnazione di residenze pubbliche che su quello degli affitti. Poi c'è la questione legalità. C'è stato anche un importante lavoro per ripristinare la legalità in alcuni complessi abitativi, andando a contrastare le occupazioni abusive, andando a pretendere il pagamento dei canoni da chi non li aveva mai pagati, perché non si possa parlare solo di diritti alla casa, ma anche di doveri di chi ha ricevuto una casa del comune e deve quindi rispettare tutte le regole che queste case prevedono. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per fare il punto dell'attesa visita di Papa Francesco a Venezia. Lunedì scorso è stato comunicato ufficialmente alla parrocchia della diocesi il numero di posti che ciascuna comunità avrà riservati per la partecipazione dei fedeli, sempre gratuita, alla Santa Messa che Papa Francesco presiederà a Venezia in piazza San Marco domenica 28 aprile alle ore 11. Inizialmente si pensava che le adesioni dovessero arrivare tassativamente entro domenica 14 aprile, essendo poi i tempi piuttosto stretti, ma oggi, dopo una riunione al centro
cardinale Urbani di Zerarino, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia con il vicario episcopale Don Fabrizio Favero e i vicari, proprio promosso in preparazione alla visita, è stato deciso di prorogare i termini per ricevere le adesioni a martedì 16 aprile. L'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini, con il comandante generale della polizia locale Marco Agostini e il direttore di Vela Fabrizio Doria, stanno seguendo tutti gli aspetti della complessa logistica. Una pagina storica per Venezia, un momento molto importante sia per la comunità cristiana veneziana, che incontra ovviamente il Papa, ma anche per tutta la comunità civile e laica della città, per l'incontro con appunto il Pontefice e per il messaggio che il Pontefice in questi anni e ancora oggi, insomma, in modo ancora più forte ci invita, ci rivolge. È davvero un momento importante che ci approntiamo a svolgere, vivere al meglio anche dal punto di vista organizzativo, con tanta attenzione, tanta sicurezza, ma tanta anche sobrietà, che è il messaggio che il Papa ci ha rivolto. Domenica 28 i fedeli che parteciperanno alla celebrazione eucaristica, muniti del loro pass con QR code, dovranno essere in piazza San Marco entro le ore 9, ma la visita, come spiega l'assessore Venturini, non bloccherà la città. Non vuole bloccare la città, che vuole essere completamente in qualche modo complementare alla vita cittadina. Sobrietà e semplicità sono le parole d'ordine del Papa e sono anche di questo bellissimo evento, di questo bellissimo incontro. Da Venezia è tutto, c'è il meteo, buona serata. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al meteo. Bel tempo con condizioni praticamente estive sul nostro territorio nel weekend, valori termici tipici del mese di giugno. Vediamo il dettaglio di sabato 13 aprile. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, più che altro per temporanee nubi alte. Le temperature saranno in aumento, minime tra 10 e 17 gradi, massime comprese tra 25 e 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, non sono attese piogge, cielo in prevalenza sereno con locali velature. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 23-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede anche in questo caso tempo soleggiato con qualche nube alta in transito. Temperature minime sui 12 gradi, massime intorno ai 27-28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.